Ma al momento non ne vedo, cioè, l'ostruzionismo è un'altra roba, cioè bloccare, rispedire, non fare il lavoro, ma questo disegno di legge sta andando avanti, quindi il Ministro lo porterà in porto e si arriverà alla votazione. La preoccupazione è vedere il testo. Spero di sì, ci sono tutti i presupposti perché si chiuda prima di fine anno, a settembre potrebbe essere un buon mese. I toni sono morbidi, ma il messaggio è chiaro, soprattutto guardando all'imminente riapertura delle Camere, dove la discussione sul disegno di legge per l'autonomia differenziata dovrebbe entrare nel vivo dopo la pausa estiva, ma soprattutto dopo le tensioni registrate all'interno della maggioranza con l'emendamento di Fratelli d'Italia presentato e approvato sui LEP, ovvero i livelli essenziali di prestazioni che dovranno essere garantiti da nord a sud. Il testo originario del ministro leghista Calderoli prevedeva bastasse un DPCM, ovvero un provvedimento del governo per definirli. Ora con l'emendamento dei meloniani servirà l'ok del Parlamento, una differenza di forma e di sostanza, ma per Zaia i conti si faranno alla fine. È ragionevole che tutti esprimano le proprie perplessità, le proprie proposte e le proprie aspettative, però alla fine vedremo il testo di legge finale che verrà approvato e poi le dirò se c'è stato ostruzionismo o c'è stata solo preoccupazione. Nel frattempo, dal 1 settembre, i dati economici del Veneto, utili alla trattativa, saranno anche messi online a disposizione di tutti. L'altra questione aperta, strategica per il territorio, è quella del colosso Intel, che nei mesi scorsi sembrava intenzionato ad aprire una nuova fabbrica di semiconduttori a Vigasio, nel Veronese. Non ci sono aggiornamenti, ha riferito il governatore, ma il dialogo con la società è confermato. E questo nel giorno in cui il Veneto non dimentica la tragedia di Falco a Riogere a Cortina. Sono passati 14 anni da quando l'intero equipaggio perse la vita. Dario, Fabrizio, Marco e Stefano rimarranno per sempre parte della storia delle nostre Dolomiti e del Veneto. Il messaggio di Zaia.